Buongiorno, ben ritrovati in un appuntamento con A Voi la Linea. 1000 spettatori sullo Zoncolane pubblico in presenza su tutto il percorso per tutte e tre le tappe regionali del Giro d'Italia. Questo è il responso dell'organizzazione svelato oggi in regione da Enzo Cainero, il patron delle tappe friulane della corsa rosa. Al Kaiser si potrà accedere solo a piedi, dice Cainero. Auto e bici si dovranno fermare al rifugio Moro a 3 km dalla vetta dove scatta il contingentamento. Cainero, ci siamo, ormai mancano 4 giorni al grande weekend e si è arrivati a un contingentamento molto stretto, molto più di quello che ci si aspettava. Sì, è vero, tu sai che a me piange il cuore dire questo, però è già una decisione sofferta, difficile, ma l'ho voluta fare proprio per consentire una giornata di sport in tranquillità, senza grandi problematiche. Mi auguro che il tempo sia almeno parzialmente clemente e lo consenta di fare. Sai, il fatto di non far passare le biciclette dal Moro fino in cima, so cosa vuol dire a chi va in bicicletta. Io non so quante telefonate sto rispondendo di gente che vuole arrivare in bicicletta. Però Sant'Escugne in friulano si dice, sai? Così è, però partiamo dai lati positivi. Su tutto il resto del percorso, sia per lo Zoncolan sia per la Grado Gorizia, ci potrà essere la gente, è chiaro, evitando assembramenti e sempre con le mascherine, però comunque ci sarà una cornice di pubblico importante. Sì, è vero, guarda, su tutte le altre salite, Monterest, ma tutti i percorsi, pensiamo, non trascuriamo le difficoltà anche dei primi 9 chilometri dello Zoncolan, perché la tappa la fanno i corridori. Se i corridori la vogliono portare via a velocità, come è stato il primo anno di Simoni, ricordo, sono passati 18 anni, che quell'anno la Saeco con cui correva Simoni ha cominciato a fare la corsa sulla salita di Lauco, a Buttea, Fusea, tutta quella zona lì, e poi ha corso. Qui si può fare la stessa cosa col Monterest, però sai, la corsa la fanno i corridori, bisogna vedere come sono. Io confido molto in quello che ho prenosticato a qualcuno, che avvenga, che ci sia un Giro d'Italia dove un dualismo Bernal, Remco, Evenepoel sia fonte di grande attrazione. Poi ce ne sono altri, però questi sono i miei due favoriti. Hai giustamente parlato dei primi 9 chilometri della salita, però dobbiamo parlare anche degli ultimi 3. 1000 le persone che potranno accedere. 850 in un modo tramite il sito di Promoturismo, 150 invece tramite la seggiovia della Vascletto. Sì, ecco, ci sarà è un'operazione combinata con Promoturismo, innovativa, speriamo riduca il lavoro sotto tanti profili, però ci sono anche 500 miei, perché mi sono riservato 500 persone da invitare e quindi di conseguenza spero sia una festa. Il connubio che c'è tra Giro d'Italia e Regione Friuli Venezia Giulia è assolutamente indissolubile e forte. Guardate, noi quest'anno avremo l'onore di avere in Friuli Venezia Giulia, oltre che il Giro maschile, anche il Giro femminile. Quest'anno è stato particolarmente difficile organizzare le tappe, e quindi un ringraziamento io lo voglio rivolgere, oltre che all'organizzazione dell'evento, anche a Promoturismo, a Friuli Venezia Giulia Strade, alla Protezione Civile, perché le regole da seguire e osservare sono molte, i regolamenti sono anche a volte troppo complicati, insomma in queste condizioni organizzare un evento di questa portata non è banale. Ci colleghiamo adesso con Isabella Gregorato che sta seguendo per noi i lavori della Giunta Comunale di Udine. È pronta? Allora ci colleghiamo in diretta con Isabella Gregorato che è assieme a Paolo Bassi come operatore. A te la linea. Grazie Alexis, saluto i telespettatori. Si sono appena conclusi i lavori di giunta, infatti è appena stata avviata la conferenza stampa per illustrare le decisioni della giunta. Con noi il sindaco Pietro Fontanini che ci parla di diversi argomenti. Quest'oggi si parla soprattutto di lavori pubblici partendo dalla cittadella della giustizia, quindi largo Ospedale Vecchio è l'area destinata a essere la cittadella della giustizia. Il palazzo che ospitava la scuola Stringer
sarà la sede della Procura, però ci vogliono 10 milioni di euro. Sì, ci vogliono 10 milioni di euro per trasformare la scuola, l'ex Stringer, in pratica nella sede della Procura della Repubblica, che attualmente si trova in via Lovaria, ma hanno uno sfratto e quindi hanno chiesto di trasferirsi e giustamente davanti al Tribunale. Le cose sono già partite già anni addietro, abbiamo avuto dei finanziamenti in parte della Regione per circa 2 milioni e mezzo, però complessivamente l'opera costa quasi 10 milioni. Noi oggi abbiamo approvato i progetti definitivi, anche perché invieremo a Roma e parteciperemo a un bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere il finanziamento per finanziare la parte restante di questo grosso intervento che riguarda in pratica tutta l'area dell'ex Stringer, quindi ci sono quasi 10 milioni di lavori, molto complessi anche, ma senz'altro che danno una risposta importante per portare lì la procura e quindi creare in quell'area di largo Ospedale Vecchio tutte le strutture che si dedicano alla giustizia. Ecco, il progetto mi diceva già c'è per come potrebbe essere ristrutturato. Sì, il progetto c'è, anzi è un progetto definitivo per i 2 lotti, perché l'opera è divisa in 2 lotti, manca il finanziamento completo, c'è solo una piccola parte, 2 milioni e mezzo, mancano in pratica 7 milioni e mezzo per finire. Quindi l'ultima parola a questo punto spetta a Roma per avere la possibilità finanziaria di portare a termine l'opera, sì, di cominciare, insomma, di dare avvio. Anche perché sono servizi in cui la competenza primaria ce l'ha lo Stato, ricordo che la giustizia, tribunali, procure sono di competenza dello Stato e quindi speriamo che ci diano una mano, anche se le proprietà sono nostre degli immobili, per avere i fondi per completare l'intervento. Oggi si parla anche della demolizione della caserma Piave. Sì, abbiamo fatto il progetto di fattibilità per la demolizione dell'ex caserma Piave, dove vogliamo realizzare un grande bosco urbano. La spesa è di 780.000 euro per demolire gli immobili della vecchia caserma e quindi oggi abbiamo approvato il progetto. Speriamo anche lì di andare via rapidi e entro l'anno di demolire tutto per magari la prossima primavera piantumare gli alberi che formeranno questo bosco urbano in pratica nella zona sud della città di Udine. Ecco, un'ultima cosa per quanto riguarda lavori pubblici. Un nuovo asilo nido a Udine, avete individuato un'area in Via Adige? Sì, in Via Adige siamo nella zona est, quindi in Via Adige, una scuola materna e un nido assieme. Anche qui c'è un intervento molto importante, 5 milioni di euro, perché siamo convinti che bisogna potenziare le strutture a favore delle famiglie, in particolare delle donne che vogliono continuare al lavoro anche se sono in maternità e quindi hanno dei bambini piccoli. Per aiutare in pratica questo abbiamo deciso quindi di fare un nuovo asilo nido e anche una struttura per gli anni successivi per l'educazione dei bambini. Per quanti posti? I posti saranno più di 100, quindi è una struttura abbastanza grande che rispetta i parametri e il costo anche abbastanza ingente, sono 5 milioni di euro. Anche qui speriamo in un aiuto da parte della Regione, forse anche del Governo, perché è partita questa politica nuova di aiutare le famiglie perché siamo in forte calo demografico, bisogna dare degli incentivi e gli incentivi sono anche quello di creare strutture per permettere alle famiglie di affidare i figli a queste strutture educative per permettere ai genitori di continuare la loro attività lavorativa. Bene, ringraziamo il sindaco di Udine Pietro Fontanini, la ringraziamo per essere uscito appositamente per venire a relazionarci sulle novità di oggi. Grazie. E ringrazio anche i telespettatori, qui da Palazzo Daronco è tutto, restituisco la linea allo studio, grazie anche a Paolo Bassi. Grazie alla nostra Isabella Gregoratto. Debutta oggi su Telefriuli una nuova trasmissione. A partire da questa sera e per 4 settimane, il martedì alle 21 andrà in onda Sapori e profumi in osterie. Un viaggio alla scoperta di questi preziosi luoghi di aggregazione, di socializzazione e della tradizione enogastronomica del territorio. La trasmissione è prodotta dall'Ente Friuli nel Mondo con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia.
A partire da questo martedì alle ore 21, nuova trasmissione di Telefriuli realizzata con l'Ente Friuli nel Mondo. Andremo alla scoperta delle osterie del territorio. Sì, le osterie hanno rappresentato e rappresentano i luoghi di aggregazione del Friuli storico. Le osterie le troviamo in tutti i borghi, in tutti i paesi, solitamente vicino a un campanile, alla chiesa c'è sempre l'osteria. E come dice il buon Driussi, nelle osterie si faceva il sindaco, si fa ancora il sindaco, ma anche si sciolgono le amministrazioni comunali. In queste osterie, il secolo scorso, i nostri immigrati hanno salutato i loro amici, i loro parenti, le loro mogli per emigrare nelle Americhe, emigrare in Australia, in Canada. In questi luoghi oggi li ritroviamo spesso con gli stessi arredi, con gli stessi gestori di seconda e terza generazione, sono qua a riaccoglierli. Ecco, per questo l'Ente Friuli nel Mondo, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, con la collaborazione del Comune di Udine e la Fondazione Friuli fra gli altri, ma anche con la grande partecipazione del Ducato dei Vini, del Comitato Difesa Osterie Friulane, col Circolo della Morra, vogliamo rivivere queste osterie per dare questo segnale ai nostri friulani che queste osterie ci sono ancora, ad attenderli a braccia aperte. È un format sicuramente per la promozione turistica, ma sicuramente rivedremo tutti quei valori identitari che le hanno fatte grandi. I presidi enogastronomici ci siamo ancora, ci sono ancora e sono pronti ad attendervi. Pronte ad attendere i friulani che vivono in questo territorio, ma che ci aiutano in qualche maniera a stabilire, a mantenere vivo un contatto anche con tutti i friulani che sono nel mondo. Ma sicuramente questo sarà un format che sarà distribuito in tutti i 5 continenti, sui social, e quindi anche al nonno che può dire al suo nipote: guarda, lei so in assutio, lei levi a zua di more, levi a zua di briscole, lei mi chattavi con i miei amici, viot che ancemo, va là chattale, viodile, andiamo a riscoprire questi magnifici luoghi. La puntata di A Voi la Linea termina qui, vi ricordo infatti che alle 13 va in onda la trasmissione In Giro, striscia quotidiana dedicata ai luoghi del Friuli Venezia Giulia che saranno attraversati dal Giro d'Italia tra il 22 e il 24 maggio. Grazie per l'attenzione e buona giornata.